Audi gialla, solo pochi giorni fa gli avvistamenti nel Bassanese tra Cassola, Mussolente e San Zenone, dove si erano addirittura fermati a fare benzina, e c'era il motivo: il covo dei 3 banditi che stanno seminando il panico per le strade. Secondo i carabinieri del comando provinciale di Treviso, sarebbe proprio a 2 passi dal confine vicentino, in territorio della Marca, dove si stanno intensificando i controlli nonostante il bolide riesca a svanire nel nulla. I 3 giovani a bordo non sarebbero quelli identificati nei selfie delle scorse ore divulgati nei quotidiani. Uno dei sospettati albanesi, tra l'altro, sebbene presentatosi spontaneamente in questura a Torino proclamando la propria innocenza, è stato trattenuto, presto verrà espulso perché senza permesso di soggiorno. Duro il commento del governatore del Veneto Luca Zaia: se i 3 ladri venissero catturati la farebbero comunque franca, dice, grazie alle nostre leggi colabrodo. Spero che vengano catturati, anche perché non possiamo dimostrare che i 3 banditi sono più forti e più veloci delle nostre forze dell'ordine. Io veramente spero e tifo perché vengano catturati, anche perché si dà un segnale veramente di tranquillità alla cittadinanza. Se così non fosse, vorrebbe dire che un delinquente vuole fare il delinquente. Una preoccupazione: guardando quello che hanno fatto e pensando come sono scritte le leggi in Italia, ho l'impressione che verranno catturati e poi li troveremo scarcerati. E sull'argomento è intervenuto anche il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, che non usa mezzi termini. Il governo, dichiara, è complice dell'Audi gialla e alla polizia lasciano vecchie Fiat Stilo. Noi abbiamo chiesto, continua Berti, 20 milioni di euro per le nuove auto, ma a Roma hanno rifiutato.